Ecco, eccoci qui, buonasera a tutti, da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Seguite Rivista Donna, dove ho voluto dare l'esclusiva, ma tra poco anche su Totus Impari. Da poco è uscito un articolo dove ho dato il consenso, e presto anche un'altra rivista, adesso poi vi dirò. Ecco, oggi vi presentiamo un altro brano scritto da Maurizio Gastaldi, Inno al Cagliari, Forza Gasteddu. Inno al Cagliari, non del Cagliari, cioè a lui, non del, non è di lui, è al, non del, capito? Ecco, Inno al Cagliari, Forza Gasteddu. Un bellissimo brano dedicato al Cagliari Calcio, al calcio. Anche se c'è, mi pare un'associazione, scusa Maurizio, anche se c'è, mi pare un'associazione Cagliari Calcio, mai sentita. Comunque il calcio è calcio. Se vogliamo parlare di calcio, diciamo il calcio di... Ciao Fabrizio Lai! A quale rivista? Rivista Donna, tu segui sempre Rivista Donna e vai sul sicuro. Dicevo, Cagliari Calcio, altrimenti se non dico calcio la gente cosa capisce? Pallavolo capisce. Allora bisogna dire Cagliari Calcio, perché è il calcio del Cagliari, basta, stop. Poi se non si può parlare di questo se ne vanno a fanculo. Oh, allora, Inno al Cagliari, Forza Gasteddu, dedicata al Cagliari Calcio, non all'associazione, al Cagliari Calcio, la squadra, no? Tifosi. Cosa ridi? Cosa ridi? Capo 2. Così alta era. Non lo so, c'è scritto così. Una bellissima canzone scritta da Maurizio Gastaldi. Forza Gasteddu del Sugoro, il Sugoro e quattro morus, su scudetto aradurrai. Arziante sbocis arzianta cielo, il su cielo de Gasteddu, il su cielo anda volare. Eu subestiu surrete saltegna, eu subestiu posa festa, e 100.000 abbraccios in alto si canta senza sano testa. Ventulantais banderas, sciarpas su bandieroni. Forza Gasteddu del Sugoro, il Sugoro e quattro morus, su scudetto aradurrai. Arziante sbocis arzianta cielo, il su cielo de Gasteddu, il su cielo anda a volare. Forza Gasteddu del Sugoro, il Sugoro e quattro morus, su scudetto aradurrai.
che siamo dal vivo, ma lo vedete perché siamo in streaming. Poi volevo dire un'altra cosa, mi sono dimenticata. Ah, qualcuno ha fatto osservazione per il mio articolo sul Papa, Papa Francesco è un Papa, quindi un personaggio pubblico, prima cosa. Seconda cosa, le sue foto possono essere divulgate, se non è che il fotografo dice no, voglio che ci sia il mio nome, eccetera, eccetera. Quindi a me pare che Rivista Donna abbia pubblicato bene una foto dove non c'è titolo, non c'è niente, insomma. Il fotografo era consenziente che si pubblicasse da qualche parte, anzi sarà anche contento, no? Poi la storia che c'è all'interno dell'articolo è una storia mia, una storia realmente accaduta. Non capisco queste critiche gratuite, comunque. Andate a leggerlo se siete curiosi, se vi incuriosisce questa storia, andate a leggerlo su Rivista Donna, cliccate Rivista Donna, Veronica Pisano, Papa Francesco, c'è anche Maurizio, andate a vederlo. Oh, bene, perché è una canzone che ha scritto Maurizio Gastaldi per me, che io adoro Papa Francesco, io adoro la Chiesa, penso sia una buona egregora, e cioè una buona forma di pensiero. La preghiera in ogni caso fa bene, anche recitare il rosario è una buona egregora, come sono buone egregore anche in tante altre cose. E niente, andate a leggere questo articolo molto, molto bello. E per chi ha criticato, venga da me a dirlo in faccia, così ne discutiamo anche dal vivo qua sul mio canale, No, senza cazzotti. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Seguite anche Radio Bonaria, la radio che tiene compagnia, e ci trovate anche lì. Grazie e al prossimo video. Ciao!